noi è tutta un'altra cosa. Le feste da noi sono il massimo della felicità. Il carnevale, a Rosarici che la prima mazzata in fronte si apre il travestimento, che poi ogni anno ne seguono una serie di patetici che si ripetono puntualmente. O primo posto a carnevale c'è sta Rambo, che o si travesti chi una pazzatana, con posto di Rambo pare un porco con una fascia in fronte, o si travesti chi le sì come una mazza di scopa, quando un vero compagno dice ma che hai pigliato Vietnam, un verme solitario, fate. Poi c'è quello che si veste da prete e appena entra nel locale fa sempre la solita battuta a stronzo. Sorella, baciami il cordone. Finché una bosca la coccoruna e si ritira a casa in 9:30. Poi c'è quello che si veste da donna, a carnevale o più squallida. E dato che il mese di febbraio fanno cazzo di fritto, sotto la minicona si mette 3 calzamaglie e là. Così che dopo mezz'ora mi si è coscio, stanno fuochi e stanno andando. Ma più strunzo a carnevale, signori miei, permettetemelo. O più strunzo a chi che si mette solo una maschera, vestito normale, e tutta la serata avrà un po' cazzo facendo indovini, chi so, voglio chi so, voglio chi so. Finché voi rompite un cazzo esclamato con sua maschera, può essere solo chi lo struzzo di Pasqua. E la Santa Pasqua, il giorno della resurrezione del Signore, in genere a Napoli è un giorno di meditazione, sì, perché si pensa tutta la giornata a rosata della Pasquetta. Che poi le mete a Pasquetta da noi sono sempre le stesse. Oggi scavi di Pompei, dove l'anno scorso un gruppo di archeologi tedeschi fece una scoperta sensazionale, una statuetta di forma rettangolare mai vista prima, e la notizia data la sua importanza fece il giro del mondo. Solo dopo 2 settimane scoprirono che era una fella di Casatieri. Caprio Ischia, ha rosipigliato un traghetto a mattina, sta talmente una collanata che a confronto di quelli che arrivano all'Albania sono da love bot. Sveglia da noi a Pasquetta alle 5 della mattina, manca essere un forno pane. Prima domanda, devo rimanere tutta la giornata fuori, ma già portare qualcosa da mangiare in più? 5 frittati di maccheroni. 6 casatelli, un sogno a pepe. Riesce a salame a turno culo a tipo collanini. Vindova sotto, che si fa un rutto può pure svenire. Un capretto, rigorosamente vivo perché prima c'è una pazzia creatura e poi si vota un coppa a braccio. 40 litri di vino, che dopo l'ultimo bicchiere chiudo l'occhio e ti esce direttamente alla vigilia di Natale assettata in coppa a 20 colombe e 30 pastiere. Possibilmente senza canditi, perché fanno ingrassare. Domanda, ce la farò con sto poche roba? Vabbè, ma là sempre portano qualcosa, poi va a fanculo.